Buongiorno amici montanari, oggi siamo in un posto un po' diverso dagli altri video. Siamo sull'altopiano di Asiago, ho parcheggiato l'auto poco sopra l'aeroporto e ci stiamo dirigendo verso il Monte Zebio. Vediamo come sarà il sentiero. Siamo anche in compagnia di un po' di amici che forse vedrete durante il video e niente, adesso vi lascio alla sigla e al video e noi ci vediamo più tardi. A dopo montanari. Bene amici montanari, siamo arrivati in cima al Monte Zebio, escursione molto carina, abbastanza facile, scusate il controluce, e niente, adesso troviamo un posto dove metterci a fare un po' di pausa a pranzare e poi pian pianino chiudiamo l'anello e torniamo alle macchine. Bene, buon appetito! Allora amici montanari, ormai siamo arrivati alla fine dell'escursione, quasi alla fine, e quindi come sempre facciamo un po' il punto della situazione. Che dire di questo giro? Molto bello devo dire, sì assolutamente, non difficile, abbiamo trovato una neve molto battuta, quindi non c'è stato bisogno di ciaspole né niente, solo i ramponcini in discesa e tutto sommato appunto un giro facile. Mi dispiace perché mi sa che non ho fatto molte riprese, ma oggi la giornata è andata un po' così. Spero che possa piacervi lo stesso questo video. Ora
io vi lascio come sempre la scheda tecnica e noi ci vediamo più tardi per i saluti finali. A dopo Montanari! Per questa escursione prendiamo come riferimento la carta 050 della Tabacco. Lasciata l'auto poco sopra l'aeroporto di Asiago, in prossimità dell'Istituto San Gaetano, si imbocca il sentiero 832. La traccia sale ampia e ben segnata nel bosco con pendenza mai eccessiva e, attraverso numerose testimonianze della Prima Guerra Mondiale, conduce alla cima del Monte Zebio. Qui la vista spazia magnifica sulle cime circostanti. Per la discesa si raggiunge la vicinissima Marga Zebio e da qui in breve il bivacco dell'Angelo. Quindi, rimanendo sempre sul sentiero 832, ci si mette sulla strada forestale che porta di nuovo al punto di partenza. Bene amici montanari, anche questo giro è giunto al termine, così anche il video. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un bel like, lasciate un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e in descrizione, come sempre praticamente, troverete il link al sito di Orme Montane con la scheda tecnica di questo percorso e la traccia GPS, che adesso vedrò se mettere quella che ho registrato oppure se farla ex novo, perché mi sa che il GPS ha avuto qualche problema durante questo giretto. Comunque, come al solito, vi lascio un paio di video che potrebbero interessarvi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao montanari, buona montagna a tutti!